A seguito dei timori sollevati dal mondo delle professioni tecniche in merito alle modifiche apportate dal decreto Sostegni-ter al super bonus, nonché da quelle apportate dal governo al decreto Sostegno-ter, interviene oggi l'avvocato Paolo Antinoro nella qualità di responsabile regionale del Dipartimento Professioni di Fratelli d'Italia, affermando come il mondo delle professioni è da sempre al centro dell'azione politica di Fratelli d'Italia. Il nostro è un impegno costante, frutto di un attento e puntuale confronto che da anni abbiamo instaurato con le libere professioni. Pertanto, sostiene l'Antinoro, Fratelli d'Italia non può non condividere le preoccupazioni sollevate da quel mondo e, ritenendo insufficienti le modifiche apportate dal governo al decreto Sostegni-ter, continuerà a perorare la sua azione dei rappresentanti delle professioni tecniche al fine di porre fine alle storture presenti nel suddetto decreto. Per Fratelli d'Italia bisognerebbe trasformare il super bonus in un intervento strutturale affinché questo consentirebbe di estendere la sua efficacia nel corso degli anni. Infatti, oltre a rappresentare un indiscutibile volano per la ripresa economica, continua l'Antinoro, di cui non possiamo farne a meno, consentirebbe la completa riqualificazione del patrimonio edilizio italiano esistente, l'efficientamento energetico delle nostre abitazioni e la notevole riduzione del rischio sismico. Insomma, l'auspicio dei Fratelli d'Italia è che il nuovo decreto corregga le strutture del decreto Sostegni-ter, recependo quelle proposte che giungono dal mondo delle professioni e dalle imprese, così da restituire al superbonus quell'originaria efficacia che tutti gli hanno finora riconosciuto e che riteniamo indispensabile per il rilancio post-pandemia. Questo quanto conclude l'avvocato Antinoro di Fratelli d'Italia.